la prima delle 4 serie metri 300 cadette femminili. Stanno dunque correndo in questo istante Sofia Muc, Marilena Ross, Stefania Giacomozzi, Angela Mattini e Inez Bisotti. Ed è ancora in affacciarsi sul rettilineo finale Salamente al comando in seconda Sofia Muc, portacolori del Vimazzano. Partita anche la seconda delle 4 serie metri 300 cadette. Stanno correndo Sofia Filippini, Francesca Malfatti, Eva Furlan, Elena Grippo, Camilla Pietroni e Elisa Ferrari. Eccole a affacciarsi sul rettilineo finale, scopriremo dunque chi è al comando in quinta corsia e dunque si tratta di atletica Passontella Matuna che in prima corsia Sofia Filippini, portacolori del Quercia che affida alla meglio sull'ultimo tratto di gara. Partenza regolare anche per la terza delle 4 serie femminili dei metri 300, a seguire le serie maschili. Corrono dunque dalla seconda alla sesta corsia Eleonora Caldonazzi, Alessia Padiglia, Evelyn Turri, Sara Baroni, Elena Cuccu. Attenzione lungo il rettilineo finale, eccole ad arrivare in questo istante agli ultimi 70-80 metri di gara. Comando sembra essere atleta della terza corsia, Alessia Padilla, portacolori del 5 stelle, ma di sale anche in prima corsia, atleta del Valle di Cella. Partita che è la quarta e ultima serie metri 300 cadette, dunque l'invito è quello per i cadetti di portarsi in zona partenza, mentre vediamo correre Fabiana Roperato, Maddalena Zeni, Iris Gazzini, Federica Cadel, Pamela Croce e Anna Nicolis. Queste le tre che ora si affacciano sul rettilineo finale di questi 300 cadetti, ultima serie. Pamela Croce che alla fine era meglio sulle prime due.